Oltre 300 anfore di età punica sono state individuate nel mare di Pantelleria a 130 metri di profondità, ad alcune centinaia di metri di distanza dal porticciolo di Gadir. Le immersioni nell'ambito del progetto Pantelleria 2022 hanno avuto il coordinamento scientifico della Sovrintendenza del Mare della Regione Siciliana e sono state effettuate da un team composto da 7 subacquei della SDSS. Il sito archeologico è stato documentato da un gruppo di subacquei altofondisti che ha rilevato una grande distesa di anfore sparse lungo una fascia di 400 metri. Il giacimento era stato individuato per la prima volta nel lontano 2011 da 2 subacquei, Francesco Spaggiari e Fabio Leonardi. Adesso la SDSS, guidata da Mario Arena, ha rivelato l'esatta consistenza del ritrovamento, documentando con immagini e fotografie la grande concentrazione di anfore puniche. Siamo solo all'inizio di una campagna di rilevamento e documentazione, ha dichiarato il sovrintendente del mare Ferdinando Maurici, che certamente svelerà importanti tracce del passato. La costa nord di Pantelleria ha già restituito preziose testimonianze relative alla navigazione e alla frequentazione dell'isola in tempi remoti. Continueremo lo studio di questo interessante e difficile sito subacqueo quest'anno ci hanno consentito di raggiungere eccellenti risultati nello studio della battaglia delle Egadi. Nel corso delle immersioni sono state effettuate operazioni di rilievo e documentazione videofotografica, realizzando in particolare una fotogrammetria tridimensionale ad alta risoluzione, attualmente in fase di elaborazione. Questo dettaglio rilievo consentirà di studiare la consistenza totale del sito archeologico, la tipologia delle anfore e la loro dispersione. Da una prima analisi delle immagini si può dire che le anfore sono di 5 tipologie, tutta di epoca punica, la maggior parte si presenta in ottimo stato e da una stima iniziale meno di un terzo dei reperti individuati durante la ricognizione appare fratturato. L'analisi della fotogrammetria consentirà successivamente di effettuare un esame ancora più dettagliato.